Sempre ai limiti della depressione, Claude Monet conobbe l'abbattimento che segue e che precede le fasi della creazione, trascurando per giornate intere il grande studio di Giverny e la luce delle ninfee. Claude è sempre più inavvicinabile. Tutto è perduto, gli affari non riprenderanno mai, bisogna vendere la casa, l'automobile. È triste lasciarsi andare così, vedere tutto solo così nero e niente da fare. In questa lettera di Alice Auchet-de-Monet a sua figlia, del 3 febbraio 1910, si ritrovano moltissimi elementi della patologia depressiva: il disprezzarsi, l'umore triste, il disinteresse, le idee di fallimento e di rovina. A questi lunghi periodi di abbattimento facevano poi seguito giornate di intenso lavoro, sia nel suo studio sia sui bordi dello stagno del suo giardino. È nel 1914, a seguito della rottura con Alma Mahler, che Oskar Kokoschka, costantemente depresso e preda di tendenze suicide, si chiude in uno studio completamente nero per dipingere la celebre tela La fidanzata del vento. E in questo caso la crisi depressiva sembra essere stata uno straordinario momento di ispirazione e nello stesso tempo l'opera divenne un formidabile strumento di padronanza dell'angoscia che lo attanagliava. È più o meno negli stessi termini, nel corso di una fase depressiva mista a eccitazione febbrile, che Rachmaninov, nella primavera del 1893, compose il suo personalissimo Preludio in do diesis minore, che gli valse di colpo una notorietà internazionale. Per passare ad altro, dal 1910 al 1918, il grande periodo metafisico di Giorgio De Chirico coincise con una patologia depressiva contrassegnata da vari episodi melanconici. La sua infanzia, che egli descrisse come anni tenebrosi, fu connotata dalla depressione del padre, iniziata nel 1900, e poi da quella della madre pochi anni più tardi. La sua prima fase melanconica, verificatasi a Firenze nel 1910, segna una svolta nella sua vita e l'autentico debutto della sua opera creativa. Un'arte strana, inquietante, enigmatica, che proseguirà fino al 1918, data del suo ultimo attacco melanconico. Le memorie di Giorgio De Chirico confessano tutti i segni della depressione: il rallentamento, le severe insonnie, l'anoressia, l'isolamento e la sterilità dell'ispirazione nei periodi più acuti. Dopo una fase di transizione, dal 1919 al 1924, sembra uscire dalla depressione. François e Lozano parlano di guarigione della sua melanconia. Cambia stile e porta avanti fino alla sua morte, avvenuta nel 1978, una pittura neoclassica che non presenta più il temperamento enigmatico del suo periodo migliore e che qualcuno definirà priva di genio. Ancora una volta, la vita e le opere sono intimamente legate e in questo caso ritmate dalla depressione. Philippe Brennou, Geni da legare, PM Pocket.